Buonasera a tutti, ringrazio tutti coloro che hanno deciso di intervenire. Erano poche le possibilità di stare in questo auditorium, comunque siamo tanti lo stesso, e però ci sono centinaia di persone che si sono collegate da remoto e ci stanno seguendo in tante parti d'Italia peraltro, quindi questo è una grande soddisfazione. Questa per noi è una giornata di lavoro, di studio, più non è un evento mondano. Ecco, abbiamo cercato di concentrare due tematiche, una geopolitica e una economica, per dare a tutti i nostri imprenditori, ma anche a tutti gli stakeholder del territorio, una possibilità di discutere al di là delle fumisterie e dei dibattiti televisivi che trovo francamente allucinanti di questo periodo. Credo che siano una caratteristica quasi esclusiva di questo nostro paese, purtroppo. Ringrazio il sottosegretario Vaniagava, ringrazio il prefetto di Pordenone sempre presente ai nostri incontri, ringrazio tutti voi, il console onorario di Ucraina del nord-est, addirittura d'Italia, ho sbagliato, ma siccome è diventato console tra poco l'ho definito un console di guerra, nominato da un gabinetto di guerra, quindi ha ancora più valore per quello che ci riguarda. Tanti amministratori locali, tanti rappresentanti di altre categorie, saluto per tutti il mio amico già presidente di Confcommercio, che ci onora della sua presenza, e poi insomma tutti voi. È già collegato con noi Federico Rampini da New York, con il quale adesso interagiremo, anzi interagirò, poi chi vorrà fare delle domande le potrà pure fare. Abbiamo voluto creare questo evento, chiamiamolo così, perché noi stiamo seguendo da tempo lo svolgersi di questa terribile vicenda, di questa terribile guerra. Noi possiamo fortunatamente usare il nome appropriato, guerra. Ricordo che questa Confindustria è stata protagonista, assieme all'amministrazione del Comune di Pordenone, di una grande manifestazione proprio nei giorni successivi all'inizio di questa vicenda. Abbiamo portato per le strade di Pordenone in piazza più di 1300 persone, abbiamo dimostrato concretamente la solidarietà da lì in poi alla popolazione ucraina, quella residente. Abbiamo tante donne ucraine che si curano dei nostri anziani non potendo curarsi dei propri. Abbiamo ospitato in questi giorni centinaia e centinaia di profughi, rifugiati che arrivano dalle zone di guerra, arrivati in Polonia. Molti si sono sistemati con gli ucraini che già erano residenti qui, molti li sono ospitati grazie all'iniziativa pubblica. Il prefetto, come sempre, come nel tempo della pandemia, è stato un po' l'epicentro di questa organizzazione, lo ringraziamo anche per questo. E abbiamo fatto anche un accordo con le organizzazioni sindacali, sempre sotto l'egida della prefettura, per far lavorare le persone che volevano lavorare più che avere sussidi, e l'operazione sta avendo successo. Le nostre aziende si sono rese disponibili ad assumere persone che volessero e fossero in grado di esercitare un lavoro, una professione. C'è un alto grado di scolarità tra queste persone. Abbiamo organizzato corsi di italiano rapido per poter, voi sapete che le popolazioni slave hanno un facile apprendimento delle lingue, peraltro corsi di formazione alla sicurezza, perché queste cose si svolgono in un ordine necessario. Ecco, questo è quello che noi stiamo facendo. Sono fiero che invece il nostro governo partecipi al sostegno della popolazione in Ucraina, e soprattutto al governo ucraino e soprattutto alle forze armate ucraine. Io credo fermamente che questa vicenda e le vicende d'Europa e anche le nostre vicende d'Italia, perché comincia a nascere questa tendenza da noi abbastanza
storicamente conosciuta, in fondo cosa ce ne frega No, dell'Ucraina, ma sono non lì, c'è adesso nessuno cominciamo a adesso che si subire delle occupa di conseguenze, questo. quindi è chiaro Direi che che non è l'affetto iniziale si trasforma, si entrando. diminuisce, poi si trasforma in indifferenza e il rischio che diventi ostilità. Ecco, noi dobbiamo evitare tutto questo. Il compito delle classi dirigenti, ovunque configurate, è proprio quello di svolgere una funzione pedagogica, soprattutto in questo tempo, e dobbiamo far capire alla nostra gente che i destini del mondo, del nostro mondo, si giocano in buona parte su quel campo di battaglia. Ecco, ma più di me ve lo dirà poi Federico Rampini, un grande giornalista, un grande politologo, io lo ascolto sempre come tanti di voi, sempre volentieri, è un frequentatore di Pordenone legge in tante edizioni, lo sarà ragionevolmente anche quest'autunno con un libro che ancora sta facendo, speriamo che lo finisca in tempo, e quindi è a lui che ci rivolgiamo, lui è a New York, ringraziamo di aver accettato il nostro invito, sarà una giornata intensa, importante, io gli rivolgerò alcune domande, lui risponderà come ritiene e poi se c'è qualcuno di voi che vorrà fare delle domande farà.